All'alba di oggi, 7 novembre, i carabinieri della compagnia di Licata hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone di età compresa tra i 19 e i 55 anni, residenti a Ravanusa, ritenute gravemente indiziate di lesioni personali aggravate, atti persecutori e violenza privata in danno di un concittadino di 50 anni. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica. L'attività trae origine dai fatti avvenuti nel tardo pomeriggio del 12 ottobre scorso all'interno della villetta comunale di Ravanusa, quando la vittima era stata violentemente aggredita senza un apparente motivo da alcuni soggetti del posto, anche mediante l'uso di tirapugni, che avevano coinvolto anche un altro concittadino intervenuto per cercare di placare la situazione. L'uomo, invalido civile al 100%, aveva riportato fratture multiple alla mascella e una lesione al bulbo oculare, giudicato guaribile in 51 giorni dai sanitari dell'ospedale di Canicattì. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Ravanusa, coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento e sviluppate attraverso l'acquisizione di testimonianze e dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti, hanno così consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare gli autori dell'aggressione, alcuni dei quali già sottoposti a provvedimenti giudiziari, i quali nei giorni successivi all'episodio avrebbero inoltre tentato più volte di ottenere la remissione della querela, presentandosi anche presso l'abitazione della vittima ed esercitando pressioni e varie minacce. Nella fase esecutiva del provvedimento sono state eseguite perquisizioni nei confronti dei 4 arrestati, nel corso dei quali, in un casolare nella disponibilità di uno di loro, sono stati rinvenuti 400 grammi di marijuana posti sotto sequestro, mentre presso l'abitazione di un altro sono stati rinvenuti 3 proiettili calibro 22. Gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Lorenzo di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria.